A tutti buonasera dal Ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di martedì 13 agosto, prima riservata ai gentleman, non corre Daddy P, sono 8 al via, 1 Bianco Cipriani, 2 Day Love Dipa, 3 Cleopatra Mark, 5 Castiglione, 6 Doncaster, seconda linea 7 Duana Ciak SM, 8 Emily Pan, 9 Citrosudina Oil. Pronostico piuttosto aperto con Bianco Cipriani, Day Love Dipa, Doncaster, ma anche Cleopatra Mark molto vicini, macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Cleopatra Mark che però viene sopravvenzata da Doncaster, velocissimo. Dietro l'autostart deve ancora perfezionare il sorpasso Doncaster perché Cleopatra Mark prova a reagire lungo la corda. E in effetti riesce a tenere le zampe all'interno dell'avversario che non converge, quindi primo parziale in 13,6, violentissimo, poi Doncaster è costretto a ripiegare in scia perché Cleopatra Marchi è rientrata completamente. 400 metri però a prezzo di 27,9 per Cleopatra che ha respinto l'assalto deciso di Doncaster. E a questo punto c'è la progressione di Bianco Cipriani dopo 600 metri che se ne vanno con una curva ovviamente in rallentamento, 17,2 addirittura, che porta il complessivo a 45,1. Davanti alle tribune ritmo rallentato con Cleopatra Marchi che ora rifiata, all'esterno Bianco Cipriani non ha fretta, si trascina dai Love Dipa, alla corda è sempre Doncaster, poi un'altra pariglia formata da Castiglione e di Citrosudina, in coda Emily Pan. Tanto un altro parziale di tutto comodo in 16,5 e si arriva così a 1 chilometro coperto in 1,18,1. Ora Bianco Cipriani prova ad attaccare Cleopatra Mark che replica a 500 dalla conclusione, a contatto rimane Doncaster, poi c'è Day Love Dipa in seconda pariglia, 400 alla conclusione, si affronta la curva finale con Cleopatra Mark in vantaggio. Al suo esterno però insiste Bianco Cipriani, ci prova, mentre all'interno c'è sempre Doncaster, retta d'arrivo con Cleopatra Mark che ha speso ormai il meglio e alza bandiera bianca ai 100 finali. A centropista c'è il gran spunto di Emily Pan, all'interno c'è anche Doncaster e Bianco Cipriani, tre praticamente sulla stessa linea. All'interno Doncaster che è scattato in open stretch in mezzo alla pista, Bianco Cipriani e al largo di tutti Emily Pan, arrivo davvero da rivedere, spettacolare arrivo a 3, impressione che Doncaster si sia salvato all'interno dopo il calo di Cleopatra Marca. Ecco, rivediamo ora il rallenti che ci viene, anzi il fermo immagine che ci viene proposto dalle regie ed è proprio il numero 6 Doncaster che riesce a prevalere nei confronti di Emily Pan e di Bianco Cipriani. Il successo quindi di Doncaster dopo il gran parziale speso inizialmente, respinto da Cleopatra Mark, si è poi preso la rivincita in arrivo, scattando in open stretch e vincendo, seppure di stretta misura, ma molto meritatamente. Andrea Sessa in sediolo per conto di Vincenzo Venezia e la proprietà dello stesso Andrea Sessa.